A Verona in queste ore si è svolta Agricoltura Tech, un appuntamento importante. Abbiamo raggiunto il presidente di Coldiretti nazionale Ettore Prandini e soprattutto anche il nostro presidente di Regione del Veneto, Luca Zaia. Oggi 6 aziende agricole italiane su 10 hanno adottato almeno una soluzione di agricoltura 4.0, dai droni ai robot, dai sensori GPS. È quanto emerge da un'analisi di Coldiretti diffusa in occasione della Fiera Agricola Tech di Verona, la manifestazione dedicata all'innovazione in agricoltura, un comparto che guarda il futuro in modo concreto, dove Coldiretti Treviso non poteva mancare. Qui ormai siamo alla pratica di quelle che sono proprio quelle tecnologie che ci permettono oggi di poter produrre in maniera pulita, in maniera sostenibile e soprattutto andare a cogliere quelli che sono gli interventi da fare in maniera mirata. La tecnologia diventerà il grande strumento per far crescere le nostre imprese sia in termini di capacità produttiva ma soprattutto per dare maggior redditualità al lavoro dei nostri imprenditori, che per noi è la base di qualsiasi ragionamento, e soprattutto per continuare a cogliere quelle sfide che ci devono portare ad essere maggiormente competitivi, ma nello stesso nel produrre una quantità di prodotto superiore per arrivare in tante filiere ad essere totalmente autosufficienti. Una sfida dove la Regione del Veneto può tracciare la strada come esempio virtuoso. Siamo la seconda agricoltura d'Italia, 6 miliardi di PIL, 83.500 aziende, 835.000 ettari, vuol dire più o meno 10 ettari ad azienda, un'agricoltura che si trasforma, un'agricoltura che vede molti giovani. Alla Fiera di Verona Coldiretti ha portato il suo orto 4.0, un insieme di tecnologie innovative grazie alle quali si può arrivare a risparmiare fino al 20% di acqua nei campi. Solo un esempio di azioni concrete che Coldiretti sviluppa in ottica sostenibile. Basti vedere quello che abbiamo fatto oggi sul tema idrico, dove già investendo con le nuove tecnologie siamo riusciti da un lato a recuperare e risparmiare il 20% di acqua che storicamente veniva utilizzata, implementare le superfici irrigue. Questo significa triplicare le rese all'interno delle nostre imprese, ma soprattutto una risposta concreta anche ai bisogni delle aree interne. Cioè, qui veramente oggi si ha il massimo di quello che oggi la tecnologia ci permette di fare in agricoltura e pensare appunto che ormai è un'industria 4.0, non più diciamo quelle realtà che una volta erano molto più manuali e oggi invece ci permettono veramente di essere moderni e essere diciamo futuristi.